La magia si è realizzata anche quest'anno. Artigianato vivo, la fiera dei record è partita e come al solito la gente risponde. 200 artigiani distribuiti per i cortili e per i portici del borgo, spettacoli musicali e culturali e 500 volontari che si impegnano tutto l'anno per rendere possibile questo miracolo che si chiama Artigianato vivo. Sindaco da Soler, pronti via, parte Artigianato vivo. Lei prima parlava di una fascia che pesa perché è la fascia di tutti i volontari di Cison di Valmarino. Sì, effettivamente è così. C'è un anno di lavoro e non solo dietro Artigianato Vivo, c'è la passione, l'esperienza e la messa a disposizione delle proprie energie e del proprio tempo praticamente dell'intero paese, la pazienza di tutti gli abitanti del comune e non solo, e quindi davvero è una fascia che pesa perché rappresenta tutti loro, il loro orgoglio e la loro voglia di fare sul territorio. Siamo qui pronti a mostrarci in tutta la nostra bellezza. Buon artigianato vivo a tutti. Presidente Froliani, pronti via. Pronti via, sì, infatti l'ho detto anche prima, per fortuna che è arrivata domenica 4 alle ore 10 perché abbiamo inaugurato la nostra rassegna e vi devo dire che è stata dura allestire tutto, però con tanta soddisfazione vedo che già le strade sono piene di gente e per noi è un toccasana perché alla fine della fiera per noi conta tantissimo che vengano tante persone a visitare il nostro borgo e la nostra manifestazione. Onorevole Colmellere, manifestazioni come Artigianato vivo necessitano del supporto delle istituzioni. Assolutamente sì, infatti noi come amministratori ci siamo spesso e volentieri interrogati su cosa fare e su come fare. Io personalmente in questo momento sto lavorando proprio al depositare un progetto di legge sulla semplificazione delle manifestazioni temporanee, cosa che queste realtà veramente vivono e di cui hanno assolutamente bisogno, perché la semplificazione è la cosa che fa sì che le tradizioni, le identità, la cultura del nostro territorio continui a vivere, altrimenti sarà sempre più difficile trovare persone in grado veramente di talvolta anche rischiare per fare le cose. Gianantonio Darè, portare la specificità del nostro territorio, le nostre pro loco a Bruxelles è un po' un'impresa. Ma è un'impresa dura, difficile, ma siamo veneti, siamo trevigiani, siamo della sinistra Piave, quindi cocciuti, forti e fieri di difendere il nostro territorio in Europa, un'Europa che vuole la globalizzazione, noi invece vogliamo i prodotti locali, vogliamo gli artisti locali, vogliamo le diversità che sono la grande nostra risorsa ed è quella che ha fatto diventare grande l'Italia nel mondo. Non sarà facile, ma io andrò in Europa con questo spirito nella difesa delle nostre comunità e dei nostri territori, dei nostri artisti e soprattutto di tutti quei volontari che in queste grandi manifestazioni lavorano in maniera gratuita per far risaltare il proprio territorio. Assessore Bottaccin, realtà come Cison di Valmarino, come Artigianato vivo rappresentano al meglio il Veneto nel mondo. Ma sì, qui c'è tener vivo quello che è la nostra storia, le nostre tradizioni, l'artigianato che è anche arte, e con una manifestazione in un contesto che è stato dichiarato da poco patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi un contesto anche di contorno assolutamente eccezionale, che consente a qualsiasi cittadino di passare delle splendide ore liberando la mente e riscoprendo quello che è stato il nostro passato, perché noi siamo quello che siamo oggi perché abbiamo la nostra storia, quindi è bene che tutti riscoprano il nostro passato e anche focalizzare l'attenzione su quelle attività che risultano sempre più difficili a livello burocratico, ma che comunque andrebbero riscoperte sempre di più, io credo sia un aspetto positivo anche per i bambini.